Benvenuti alla 8ª edizione della SIER, qui all'Università di Udine. La SIER è una scuola che dura 5 giorni, fatta di lezioni frontali, laboratori e visite guidate a siti in cui hanno applicato dei sistemi di sfruttamento delle energie rinnovabili anche innovativi, che viene fatta soprattutto per gli studenti delle scuole universitarie triennali, ma anche magistrali, e che ha lo scopo di orientare i ragazzi appunto a proseguire lo studio di queste tematiche. Il sistema climatico è probabilmente uno dei sistemi più complessi che oggi la nostra scienza studia. Io faccio analisi e gestione dell'ambiente nel Dipartimento di Agraria e mancava un po' un corso sulle energie rinnovabili e ho colto l'opportunità appunto in questa scuola. Il tema delle rinnovabili è sempre più attuale, cioè soprattutto con questa scuola vogliamo dare un taglio il più possibile pratico, informativo, un po' lo stato dell'arte di tutte quelle che sono le fonti di energie rinnovabili utilizzabili in questo momento. Gli aspetti tecnologici, gli aspetti sociali, gli aspetti economici, gli aspetti di policy sono in realtà successivi ad una presa di coscienza che deve partire dall'educazione sulle tematiche dell'energia. Produciamo il cippato che poi all'inizio ci siamo autoconsumati in una caldaia che dopo vi mostreremo. Il punto forte della SIER è avere fra i propri docenti non solamente dei professori universitari, ma anche dei professionisti che provengono sia dal mondo industriale che da quello della libera professione e anche dal pubblico. Grazie a professori di alto livello che abbiamo conosciuto in questa scuola sono venuto a conoscenza di aspetti economici, sociali e climatici che nel corso della mia magistrale più focalizzata sull'aspetto ingegneristico non conoscevo ancora. Quello che rimarrà dentro a questa stufa alla fine della combustione non è cenere, ma carbone. Mi ha dato la possibilità di mettere in pratica, o almeno di testare quelle che sono le mie conoscenze. Ovviamente ci sono aspetti per me un po' più difficili che non ho affrontato nel mio campo di studi, però appunto ci sono molte persone, anche qui studenti, che ti aiutano e anche i professori sono molto gentili, sono molto disponibili. Il pannello è un oggetto che ha, abbiamo visto, tensione e corrente continua. Okay? La rete, dove dobbiamo iniettare potenza, è un sistema in corrente alternata. Spero di riuscire a trasmettere una cosa che mi ha sempre affascinato nella mia materia, è come gli uomini costruiscono i loro nidi. Ogni animale ha un suo tipo di nido che dipende da quello di cui ha bisogno, ma anche dalle condizioni ambientali al contorno e dall'utilizzo proprio delle energie rinnovabili. Il sistema fossile è innestato ovunque nella nostra società. Sui libri spesso si trovano 5-6.000 gradi al nucleo interno. No, di più! Ma non ce ne facciamo niente. Siamo di fronte a un'emergenza che non è locale, è globale. L'aspetto interessante è che il nostro pianeta ci fornisce tantissima energia e noi le stiamo sfruttando ancora poco. Il mio desiderio è anche quello, ovviamente, per le generazioni future, di effettuare la transizione il prima possibile. Produciamo energia accumulando carbonio nel suolo. Le fonti di energie rinnovabili non è una cosa che è soltanto per tecnici, vogliamo far capire che è qualcosa che deve diventare e permeare tutta la vita di tutte le persone. Cercando anche magari nuove soluzioni, i ragazzi vedono che si sviluppano nuove idee e possono contribuire anche loro addirittura a portare loro nuove idee, perché è stato fatto molto ma c'è ancora tantissimo da fare in questo campo.